c'è una brutta cosa la solitudine, perché qualcuno si suicida, perché cioè, non lo so come spiegarvi, non ho più nessuno. L'anno scorso mi è morto mio fratello, sì, l'anno scorso. Io li ho persi tutti, ecco, siamo solo che io. E quindi le prossime volte che si sentirà solo chiamerà i carabinieri? È più facile. Quando che sono sull'orlo del precipizio, chiamano aiuto. E questo è un aiuto valido, questo. Proprio la solitudine l'ha spinto l'11 giugno a chiamare i carabinieri per avere un po' di compagnia. Lui, Luciano Caldiraro, 80 anni compiuti oggi, è rimasto solo, non è sposato, non ha figli e da quando ha perso fratelli e l'unico amico che lo andava a trovare in via Palemone a Vicenza, dove vive, la solitudine si è fatta ancora più insostenibile. Così, per spezzare le ore interminabili e sopperire alla tristezza, con il conforto di persone amiche, ha pensato di chiamare il 112 e una pattuglia è andata a trovarlo, con la promessa che avrebbero festeggiato il suo compleanno insieme, e così è stato. Tanti auguri, Luciano. Grazie. Auguri. Questo è il calendario nostro. I carabinieri, come tutte le forze di polizia, hanno una particolare attenzione verso gli anziani, le fasce deboli. Ha cercato di dare quella rassicurazione sociale che si deve dare in questi casi. Luciano, che ha fatto il cameriere per una vita, ha anche allenato squadre di calcio giovanili, tra cui la Villaggio del Sole, dove militava proprio il brigadiere Andrea Boesso, intervenuto insieme al carabiniere scelto Gennaro De Luca, che lo ha riconosciuto, e allora la conversazione si è fatta più fitta e condivisa. Adesso non mi piace più il calcio perché è diventato un banditismo di tutti fuori, tutti voi skate. E invece noi quando andavamo con i bambini non prendevamo niente, anzi prendevamo delle parole qualche volta perché no, lo facevamo giocare. La passione di sempre è ancora da condividere, a suon di formazioni impresse in una memoria di ferro. La Juventus, Angiolin, Gori, Leoncini, Bercellino, Castano, Salvatore, Favalli, Del Sole, De Paoli.